Sono nato qua, una volta qua c'erano gli stagni, venivo a nuotare insieme con le... E adesso ci sono le case. Adesso ci sono tutte le case e c'è la chiesa, che una volta non c'era. Ricordi nostalgici di un quartiere e di una zona a Vicenza che non c'è più. Tra palazzine cresciute in fretta, arrivo di straniere, nuove e seconde generazioni, il quartiere San Giuseppe con la chiesa, Parco Fornace, gli ex magazzini generali è nel mirino delle forze dell'ordine per la forte presenza di spaccio e di sbandati, fenomeni che, raccontano i residenti, continuano a persistere. Sono sempre gli extracomunitari, che qua in zona fa dei danni pazzeschi, ecco. Ma cosa succede? Che c'è sempre spacci, roba. C'è un po' problematico girare per il parchetto lì perché sono i gruppetti fermi come al solito. Spacciatori e tossicodipendenti, i secondi pronti a tutto per accimolare qualche spicciolo per la dose, raccontano sempre i residenti. Si chiude di prima, si tira giù le serrande, io che sono fortunata che le ho per cui non vengono a spaccare. Io ho la fortuna di avere anche le serrande, quelle elettriche, ma anche hanno rotto vetri di negozi vicini, quello sì, anche un negozio anche 2 o 3 volte uno dietro l'altro. Quello sì, cercano spiccioli, cercano soldini. E poi c'è il buco nero degli ex magazzini generali. C'è un problemino non da poco, che è quello dell'ex area dei magazzini generali, che è frequentata fra spacciatori, gente che non ha dimora. Li hanno già allontanati un paio di volte, ma ritornano sempre. Per non parlare della chiesa di San Giuseppe con i suoi anfratti per dormire, che viene ingabbiata. Chiudono un angolo dove dormono la notte, chiudono l'altro angolo dove si drogano di giorno e specialmente questa gioventù che gira qua mendicando e altre cose. Per noi anziani, per noi vecchi è un fastidio. Adesso vogliono recintare tutta la chiesa, vogliono recintare tutto. Da una parte è giusto, da una parte no, perché è come essere in prigione, ma quelli che sono liberi sono in prigione e quelli che commettono gli atti non sono in prigione.